La musica è stata protagonista, siamo ripartiti proprio con la musica. Il segnale che è stato dato è quello del coraggio e della rinnovata speranza che questo grande settore, che è quello della cultura musicale, vuole dare. È rimasto fermo, continua a rimanere fermo, non possiamo permetterci di perdere i nostri suoni e proprio i nostri musicisti, che sono un punto di forza straordinario. Almeno loro tengono alto il nome della Sardegna perché valorizzano molto la lingua e quindi noi li dobbiamo tutelare. Frimmos è ripartito e il messaggio è sempre lo stesso: cerchiamo di far comprendere che lo spopolamento si può combattere, si può contrastare e combattere con le idee, con quella rinnovata speranza di cui parlavo prima, e bisogna avere coraggio, e il coraggio parte anche da queste piccole comunità che non vogliono assolutamente desistere ma vogliono esistere. Io credo che il nostro viaggio, il viaggio di Frimmos, continuerà nei piccoli comuni. Abbiamo già un appuntamento il 27 di giugno, saremo nelle miniere del Sulcis. Da quel luogo partirà un altro messaggio contro lo spopolamento, perché i camminatori, la fondazione dei camminatori di Santa Barbara, assieme alla Fondazione Maria Carta, organizzerà questa giornata per arginare il fenomeno dello spopolamento. Qualcosa sta cambiando, se ne parla sempre di più. Spero che chi ha le deleghe istituzionali per arginare questo fenomeno comprenda che la Sardegna non può perdere nessun piccolo comune.